Domenica di campionato con qualche sorpresa e tante conferme, a partire dalla Serie D. Cade l'Arzignano e questo è un risultato inaspettato. Il KO con l'Este lascia i giallocelesti ultimi in classifica a 0 punti. Questione di tempo per trovare la quadratura e la forma fisica ottimale? Mercoledì, nel turno infrasettimanale, ne sapremo di più. Pareggia con rimpianti la Luparense. Lo 0-0 in casa contro l'Adriese è un risultato che risente dei 2 pali colpiti dagli uomini di Zanini e dal gol regolare annullato a Menato. In eccellenza il Bassano vince 2-0 contro il Villafranca e fa percorso netto in campionato con 2 vittorie su 2. Un copione che anche lo Schio ricalca, non senza brividi. Contro l'Abano i ragazzi di Zenorini vanno sotto di un gol ma ribaltano il match con la rete decisiva di Zanella. Bene, anzi benissimo il Montecchio Maggiore che strapazza 5-1 il San Martino Speme. In promozione l'Eurocalcio fa la voce grossa contro il Trissino vincendo 4-1 in trasferta. 0-0 fra Rosà e Marosticense.